In questo momento sono uno scultore fondamentalmente. E chiaramente nella mia vita ho fatto anche tante altre cose, soprattutto ho fatto l'insegnante nel vecchio istituto d'arte che adesso è il liceo artistico Bruno Munari di Vittorio Veneto. Ho lavorato lì fino a settembre dell'anno scorso e adesso sono attualmente in pensione. Ho lavorato anche come libero professionista come architetto qui nel Veneto, ma ho fatto qualcosa anche un po' nel Triveneto qua e là, soprattutto nel campo dell'edilizia privata e quindi diciamo ho lavorato soprattutto per singole persone, ho fatto anche un grande intervento a Fratta di Tarso, ma insomma in generale. E quindi sono riuscito a conciliare un po' l'insegnamento e l'architetto. Io ho vissuto in mezzo all'arte, da ragazzo ho fatto l'istituto d'arte a Foggia, poi ho fatto architettura a Venezia. Ho insegnato appunto in un istituto d'arte e quindi l'arte in generale e anche fare architettura in qualche modo è anche un po' come scolpire lo spazio. Fare per me è una cosa veramente straordinaria, bella, mi fa essere felice, Quindi sin da ragazzo ho sempre costruito, ecco. Quindi per me è stato anche, diciamo, naturale fare delle cose. Sono partito quasi casualmente facendo pendagli, no? Qui ce ne sono un po', e raccogliendoli poi inizialmente in delle bacheche ho cominciato a pensare che forse al di là della bacheca potevo ingrandire anche dei particolari di questi pendagli, farli diventare un po' più grandi e quindi alla fine in fondo un pendaglio è anche una piccola scultura. Amo i materiali naturali in generale, quindi la pietra, ma il legno è chiaro che ha una facilità di lavorazione, ma anche perché sin da ragazzo andavo sempre dentro a una falegnameria vicino casa, quindi costruivo, mi piaceva proprio la costruzione proprio degli oggetti. Il legno si lavora anche facilmente, la pietra richiede tempi lunghissimi, io ho bisogno di vederle le cose anche abbastanza in fretta. Ho fatto anche qualche piccolo lavoro in pietra, in marmo, richiede molto tempo, molto tempo, ma a parte il tempo credo che ci sia proprio un piacere proprio nel toccare il legno, nel vedere le venature, perché lo senti più vivo sicuramente della pietra. Questo è il mio studio, fino a 4 anni fa era lo studio di architetto e quindi adesso ho spostato un po' tutti i macchinari, fotocopiatrice, tavoli da disegno, li ho portati via e ho portato tutte le macchine adatte per la lavorazione del legno, insomma, ecco così. Quindi è un po' piccolino perché poi il grosso del lavoro in realtà lo faccio fuori all'aperto, perché chiaramente la segatura, le polveri, quindi c'è bisogno di maschere e tutto quanto. All'interno faccio magari qualche piccolo lavoretto di carteggiatura, di rifinitura, verniciatura, queste cose qua diciamo un pochino più piccoline, nonché quelle di disegno, di progettazione vera e propria. Io prendo ogni tanto proprio porzioni, piccole parti del paesaggio, tutto sommato, no? Questi pezzi di legno contorti che raccatto qua e là, come pure per esempio questo pezzo di pino che ho raccolto in una camminata qua verso il rifugio, chissà quando e come, ma insomma in qualche modo dopo sarà lavorato. Il paesaggio e la natura, io dico sempre, è molto più brava di noi. È una caratteristica, diciamo, delle mie sculture è questa, nel senso che quando io prendo un sasso, un ramo, qualcosa, difficilmente poi lo lavoro, nel senso che mi piace metterlo in maniera naturale. Un'altra caratteristica delle mie sculture, io dico sempre, la sensazione tattile è una cosa fondamentale, anche perché sono linee sempre molto dolci. Molti mi chiedono il significato di queste sculture. In realtà io non gli do nessun significato, sicuramente ci sarà un significato nascosto. Qualche volta quando intravedo magari una figura femminile, a quel punto là sì, poi vado verso la figura femminile, ma di fatto quando parto molto spesso non so effettivamente qual è il significato. Mi piace anche che ognuno poi gli dia il significato che vuole.